Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Eccoci qui ragazzi per la rubrica Il Guardone, andremo a fare i guardoni. Partita in corso, andiamo a vedere Rapid, possibilmente appena cominciata. Attenzione, 2005 contro 2004, ricordo, altrimenti me lo fate notare voi, quindi vi anticipo che i punteggi sull'ICS sono un po' gonfiati, quindi realmente il punteggio FIDE reale che potrebbero avere questi giocatori comunque sarebbe bello alto, potrebbe essere un 2003, potrebbe essere un 2002, comunque sono giocatori molto, molto forti, quindi vale la pena. Allora, questa cosa è stata mi sono perso tutto, è stata un'italiana, presumo, quindi per ora sta andando più o meno tutto, non so, non ho visto come ha fatto ad aprirsi qui la colonna G. Bella, bella. Mi diceva Andrea che era uscito un libro su questo tipo di attacco, però non so se era, se comprendeva anche la spinta in G4. Vediamo un po'. Torre H7 Y Torre H7 perché? Ma ti giuro, vuole difendere questo punto, quindi vuole fare l'arrocco lungo tipo donna così e re così. L'unica cosa che mi viene in mente è questa, perché semplicemente se lui voleva attaccare si metteva così, non è che fa così e poi così per attaccare qui. Boh, partita strana, inizia strana e a noi ci piacciono le cose strane. Vediamo un po'. Il bianco ha una fastidiosa inchiodatura. E deve stare attento a questo alfiere, perché se gli arriva cavallo qui, questo alfiere è andato. Quindi deve crearsi un buco, potrebbe giocare a 4 per crearsi una ritirata di questo alfiere, dato che sappiamo che questo alfiere in C4 è importantissimo. Altra manovra interessante sarebbe cavallo E3 per papparsi questo alfiere, o comunque prendere case importanti come F5. Altre idee da parte del bianco, sto valutando spinte centrali, però c'è sempre l'inchiodatura, no, non so se conviene. Sì, forse ora come ora giocherei a 4, penso che sia una mossa assolutamente da fare perché, ripeto, altrimenti arriva a 5 e potrebbe essere un problema. Il bianco sta pensando tantissimo, quindi avrà in mente qualcosa di interessante, vediamo un po' di scoprirlo, no? O a meno che è andato semplicemente in bagno, perché quando noi li guardiamo si emozionano, sanno che andranno su Mattoscacco e quindi vanno in bagno. D4 l'ha fatta sul serio. L'ha fatta sul serio nonostante l'inchiodatura. Non ci ha pensato un attimo alla cattura, ma neanche un attimo. Forse c'era qualche giochino. Forse c'era prima lo scacco e poi si catturava col cavallo. Sì, si poteva fare. Ok, cavallo H5. Questo cavallo vuole dare spazio appunto all'alfiere. E adesso se la donna riuscisse ad arrivare tipo da queste zone qui potrebbe dare problemi. Intanto adesso c'è l'attacco su questo alfiere. Vediamo, ok, ha dato via l'alfiere. Donna, però se va di donna perdi definitivamente un pedone. Non gliene frega niente, giustamente, perché c'è l'attacco sul cavallo in H5 che deve andare in F4, sicuro come l'oro. In F4, no. Che cosa è successo? Ha mangiato questo alfiere, ci ha mangiato il cavallo, ci avrei giurato. Ora c'è questa o questa. Bisogna capire se conviene di più la cattura del pedoncino, però metti l'alfiere un po' fuori gioco. Qui era un pochettino più in gioco, però in realtà arriva anche questa a breve, quindi direi che l'alfiere ha fatto degnamente il suo lavoro e arriva anche questa. Cazzarola. Eh sì, emo. Triplice attacco qui sopra. No, ok, una roba più raffinata. Giustamente attacco sulla donna e ora è interessante, i 2005 del bianco si iniziano a far sentire. E ora, dopo che hai fatto il figo con questo alfiere, c'è un problema serio.
molto serio. E il fatto è che se togli la donna, ti arriva comunque qui e perdi la torre. Houston abbiamo un problema. Su questa arriva il matto. È difficile. Dovresti giocare cavallo e7 per tenere questa entrata qui. Però sappiamo tutti che è una mossa piuttosto passiva. Mamma mia, cavallo e7 è veramente brutta. Questo cavallo farlo tornare lì, che tra l'altro poi va anche a bloccare le uscite diagonali di donna. Però penso che non ci sono troppe possibilità se non re in f8, ma portare il re in direzione di dove ci sono tutti i pezzi onestamente non mi piace come idea. Forse questa, con calma, non so quanta calma ci sarà in questa posizione, donna di 7 e arrocco lungo. Tra l'altro su arrocco lungo cadrà definitivamente questo pedone. Partita tagliente. Tagliente, il bianco ha ceduto un sacco di pedoni, il nero è in vantaggio di 3 pedoni. È in vantaggio di 3 pedoni. Vediamo come va qui la situation. Secondo voi abbandonerà il nero? Potrebbe abbandonare. Potrebbe farlo. Urco cane, cosa ti sta inventando? Alfiere per F2? Perché quell'alfiere l'hai dato via per far uscire la donna e guadagnare un tempo arroccando? Tu dici piuttosto che rimanere passivo tutta la vita, però c'hai torre F3 e quindi hai dato via un pezzo. Ok, hai restituito materiali, diciamo che eri in vantaggio di 3 pedoni. Ci sta. Lo dico un'altra volta, ci sta. Ottimo gioco. Bene, adesso però questo arrocco qui non è tanto solido, eh? Diciamo la verità che non è tanto solido. Diciamo che il bianco può tranquillamente venire a sbarazzarsi di un bel po' di cose. Questo cavallo qui non tenuto mi fa parecchia paura. Mi fa molta paura. Potrebbe arrivare anche torre qui. E su G6 potrebbero esserci tranquillamente combinazioni di matto. Sacrificio. Sì, la donna deve tornare. Oppure da scacco da qui. Però se da scacco da qui comunque c'è sempre la torre che può scendere, scacco e si fa il doppio tra re e la torre. È interessante. Torre qui, B6, sacrificio, no. Vabbè, sicuramente ha ragione lui, non io. Però dopo l'andiamo a analizzare, perché torre A3 mi sapeva di buona. Torre A3 mi sapeva di buona e ora c'è sempre questa sicuramente che va fatta. Però forse col fatto che il re non è più scaccabile, usteria, cosa si è inventato il bianco? Questi sono di un altro livello, ragazzi. Questi sono di un altro livello. Bammete. Porca vacca. Porca vacca che bella. Porca vacca che bella. Porca vacca che bello, lo dico ancora, caso mai non si è capito. E mo? Come lo difendi? Non c'è possibilità di andare a controllare le case chiare. Mizzica il bianco sei forte. Mizzica il bianco sei forte. Sì, sarà un maestro sicuro. E qui dovrà cercare un contrattacco. Ma intanto c'è lo scacco che non glielo leva nessuno. Re nell'angolino e triplicherei per andare matto, no? Ok, oppure matto di qui. Ok, la donna tiene tutto. Ok, per dare matto e ora non c'è modo di tenere e devi mettere la donna qui, ma la perdi. Vabbè, il nero in modo molto sportivo si fa dare matto. Cioè si fa dare matto, decide di continuare, no, si fa dare matto, dai. Penso che il nero, ok, ha abbandonato. Bella partita, l'analizziamo, visto che siamo arrivati anche in ritardo.
Allora, è stata un'italiana. Aspetta, tolgo il motore, non voglio vederlo perché sennò poi mi lascio condizionare. Giuoco piano, quando si gioca di 3 si entra nel giuoco piano. H3, H6. C3, G5. Ecco, questo dicevo che è un piano nuovo, però non sapevo che esistesse G4. Vediamo G4 come viene valutata. No, esiste ed è anche, diceva quasi il computer che era anche quasi buona per il nero. Interessante, Interessante questa. Non vorrei dire una cavolata, ma Anand, è possibile che Anand abbia tirato fuori questa idea? Sapevo che era un'idea recente, che era anche uscito un libro su sta roba. Ecco, torre qui sì, in effetti non è stata una gran mossa, sta dicendo il computer. Diceva donna di 7 per arroccare, o re G8. Ok, D4, anche questa è stata una bella genialata. Come dicevamo su cattura non si poteva fare questa perché c'era prima lo scacco e poi il nero perdeva il pezzo. Quindi la partita è andata così. Cavallo F1, alfiere. Ok, cattura di cavallo. Ottimo, questa era la risposta migliore del bianco. Proprio perché se l'alfiere va qui, e infatti non è contemplata, il computer dice alfiere D2, anzi no, sta prendendo in considerazione alfiere B2, no, non la prende più in considerazione. Su questa aumenta il vantaggio del bianco perché l'alfiere va un pochettino fuori dai giochi. In effetti questo è vero anche al costo di 3 pedoni. Vantaggio di più 3.6, arrivati a questo punto. Ok, qui sì, qui c'era questa minaccia. Re F8 diceva il computer, Re F8. Era la meno peggio questa qui per far uscire la donna. Arrocco lungo. E no, dice che c'era questa. Donna H3, risposta migliore. Sta dicendo anche torre A3, ma donna H3 gli piace di più. Donna G4 anche gli piace. Scusa, su torre A3. Infatti non dice neanche di salvare quel cavallo, dice donna G5. Perché su questa, esatto, c'era il sacrifice e su questa c'era donna H3. Donna H3, non donna G4. Non è meglio donna G4 perché hai questa. Perché su donna H3, torre di 7, non l'ho capita. Mentre su questa torre di 7 ho questa. Donna G8, esatto, ok. Diciamo che il computer non è così materialista come me, però questa era bella, questa combinazione era bella, sono felice che l'ho vista, però nonostante ciò dice che donna H3 era la migliore, re B8, ancora una volta dice torre A3, però anche questo sacrificio non è affatto male. Seconda posizione per il motore. Stockfish 14, tra l'altro ragazzi sto per far uscire una serie di video su Stockfish 15 che sono un gioiellino, quindi tenetevi e restate sintonizzati e stanno uscendo grandi novità. Uscirà a breve un nuovo corso di Andrea Stella sull'Accademia, uscirà un nuovo corso sull'imparare a memoria le aperture sull'Accademia realizzato da un tizio che non fatemi dire nulla. Sta per uscire un nuovo libro da parte di un maestro ungherese che ha scritto per Matto Scacco un libro sulle trappole in apertura. Arriveranno tante cose, ve le farò sapere. Raddoppio e qui niente, la partita è finita. Donna 3, donna C5, è stato molto molto bravo. Questa funzionava uguale? No, perché c'era donna B6 perdeva la donna, invece così diciamo che vai. Ok, non si ottiene lo stesso risultato, no? No, non si ottiene, dice che non si ottiene lo stesso risultato che su questa, C per B6, cavallo G4, eccetera, eccetera. Vabbè, comunque, è stata una partita interessante, veramente carino il piano del nero iniziale e bravo il bianco è stato veramente bravo.
Mosse precise, strapreciso, nonostante la partita era molto complicata, è stato molto preciso, da qui ha avuto sempre il dominio del gioco da qui in poi. Bravo, 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 bravo. Bene, bene ragazzi, mi sono, come si dice dalle mie parti, mi sono garregriato. Bella, 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 ne vedremo delle altre. Bella, bella, bella. Bene, alla prossima. Ciao.